se lei mi chiede se stanno rimanendo così queste situazioni, io penso che per il Veneto c'è un rischio accettabile. A livello di nazione penso che ci sia un rischio accettabile anche lì. Non so quanto questo rischio sia stato valutato in base alla capacità di reagire in caso di ripresa di focolai e in quanto questo rischio sia stato valutato alla base della nostra capacità di misurare correttamente e tempestivamente degli indicatori di ripresa dell'infezione. La politica ha deciso, si riapre tutto il 18, la scienza però mette in guardia. La battaglia contro Covid-19, dice il professore Andrea Crisanti, che sta sondando i segreti del virus, non è vinta. Perché è il momento in cui anche il virus è più vulnerabile e quindi non dobbiamo perdere l'opportunità di eliminare tutti i possibili focolai. Ecco, questo voglio dire, è un'occasione unica. Siamo vicini a livelli bassi di trasmissione del virus, soprattutto in Veneto. Ieri 10 casi su 5 milioni di abitanti, spiega il professore. Non altrettanto per Lombardia ed Emilia-Romagna. A preoccupare il virologo gli spostamenti delle persone, non solo fra regioni. Il Veneto ha alla base della sua forza economica il turismo. Turismo vuol dire aprire le frontiere. Lei la sfera di cristallo non ce l'ha, ma intravede la luce in fondo al tunnel. Non so se questa luce arriva questa stagione, si pone il problema di come selezionare eventualmente questi turisti e come ospedarli in sicurezza per loro, ma più che altro per noi. Questo è il problema, perché se abbiamo una seconda ondata di epidemia di turismo, qui se ne parla fra 2 anni, non la prossima stagione.